io sto parlando bene solo di voi. Ecco, piacere, siamo di Venezia Channel, piacere. Dunque, andiamo più vicino? Perfetto. Dunque, volevo sapere da uno chef internazionale, non soltanto italiano, uno dei migliori chef al mondo, qual è il legame che intercorre tra la cucina ad alti livelli e l'arte contemporanea ad alti livelli, come quella che troviamo oggi qua a Modena. È molto semplice, basta seguire un discorso, no? Cultura, la cultura genera conoscenza, la conoscenza ti apre la coscienza il senso di responsabilità. Per me questo è l'ingrediente fondamentale per i cuochi del futuro, cultura e senso di responsabilità. Cultura significa quello che facciamo tutti i giorni noi nel nostro ristorante è comprimere dentro bocconi masticabili le nostre passioni e per me una delle passioni è l'arte contemporanea, così come la musica, che sia un assolo di Charlie Parker o due note di Thelonious Monk o un parmigiano di Bianca Modenese o due schizzi di Basquiat o Murakami o Paladino, per me non ha importanza, è sempre cultura. E quando si va in profondità e si va in profondità nelle cose, un giorno un interesse può diventare una passione e attraverso la passione si trasmettono emozioni. Scusi, e l'arte contemporanea come scelta, invece che l'arte per esempio tradizionale, l'arte classica, cosa l'ha portata a scegliere proprio l'arte contemporanea nello specifico? Perché la cultura abbraccia tutto. Non sono stato io a scegliere l'arte contemporanea, è stata l'arte contemporanea a scegliere me. È come mia moglie che mi ha guardato e mi ha portato nel suo mondo. Mia moglie è una newyorkese, è laureata in storia dell'arte, appassionata di arte contemporanea e quindi mi ha fatto scoprire un mondo che io non conoscevo e adesso ci vivo dentro e faccio del pensiero dell'artista la mia quotidianità. È proprio lì il segreto della mia cucina, non vivere la quotidianità e perdersi nella quotidianità, ma cavalcarla e sempre proiettarsi verso il futuro. Creatività, creatività rivoluzionaria. Creatività, sì, la creatività è, no, qui ci vorrebbe un po' di tempo per parlare della creatività. Quindi penso che per me la creatività non è nient'altro che entrare in cucina, alzarsi alla mattina, andare a letto alla sera e nel frattempo fare ciò che voglio fare e che ho deciso di fare. Ultima domanda, il suo piatto preferito? Il piatto che devo ancora fare, quindi quello che sono lì che sto preparando, che è in via di preparazione. Il futuro, quindi. La ringrazio. Arrivederci. È un piacere. È fit, è Io fit. mangio bene, perché la cucina è sana, buona e sana. Questo è il segreto. Per lei mangia? No, mangio bene anch'io. Il segreto della cucina è proprio quello, una cucina buona e sana. Poi dopo c'è tutto il concetto dietro, ma prima di tutto deve essere buona, se no... La ringrazio. Arrivederci.